Buongiorno telespettatori di Antenna 3, una buona giornata a tutti voi per questa martedì 6 gennaio, buona Epifania davvero a tutti voi telespettatori. È stata la notte, la serata dei fuochi del Panevin, fra poco vi racconteremo soprattutto quanto accaduto ad Arcade nella falò più grande del Veneto con oltre 10.000 persone, e poi anche per il passaggio di testimone politico tra Luca Zaia e Alberto Stefani. Però a preoccupare sono state altre fiamme, la scorsa notte a Villorba, dove sono stati attimi di apprensione per un incendio divampato, lo vedete nelle immagini, nel sottotetto di una casa singola in via Centa. L'allarme è scattato poco prima delle 21. Quando le fiamme hanno iniziato a interessare il tetto dell'abitazione, rendendo necessario l'immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 3 mezzi, tra cui un'autoscala e un'autobotte, per un totale di 10 operatori, li vedete in queste immagini al lavoro. Hanno evitato che l'incendio si propagasse a tutta l'abitazione e sono riusciti anche a trarre in salvo il residente di questa abitazione, che era ovviamente intossicato dal fumo. È stato portato in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche il sindaco di Villorba, Francesco Soligo, per assicurarsi della sicurezza dell'area. Una via che è stata chiusa al traffico per alcune ore. Intorno alle 23 è stata messa in sicurezza tutta l'area di via Centa, interessata da questo rogo che ha destato ovviamente preoccupazione, proprio mentre altri roghi andavano in scena, roghi di festa, quelli dell'Epifania. Ancora la cronaca, perché la Procura di Padova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo in relazione alla morte di Azzurra Breda, la 13enne morta il 31 dicembre nella terapia intensiva pediatrica dell'ospedale di Padova a causa di una polmonite fulminante. La PM ha disposto l'autopsia, che verrà effettuata nelle prossime ore, per stabilire se ci siano state omissioni o responsabilità mediche. Attualmente non ci sono indagati, la polizia giudiziaria ha acquisito la cartella clinica della ragazzina. Era morta il 31 dicembre, Azzurra non soffriva di patologie pregresse. Ieri sera c'è stata anche una veglia di preghiera a Sant'Angelo di Piove di Sacco. I genitori hanno detto: Azzurra è viva e guida i nostri passi sulla via della vita. Ma c'è appunto una inchiesta in corso da parte della Procura di Padova, senza indagati, ma verrà disposta un'autopsia per accertare eventuali responsabilità da parte dei medici su questa polmonite fulminante che ha ucciso la povera Azzurra a soltanto 13 anni. Da una bimba di 13 anni a un bimbo di 9 anni, il piccolo Mattia Cossettini. È una storia che un anno fa ha sconvolto il Friuli, una tragedia che era avvenuta in Egitto, e ancora oggi il papà di questo bimbo chiede insieme alla moglie giustizia per quanto accaduto. Sicuramente un anno difficile, grazie agli amici, a tutto ciò che ci circonda, siamo stati aiutati a passare questi 12 mesi senza Mattia. È passato un anno da quel tragico 6 gennaio 2025, quando Mattia Cossettini, bambino di 9 anni di tredicesimo, perse la vita a Marsalam, in Egitto, a causa di un malore improvviso. Un giorno che ha cambiato per sempre la vita di una famiglia che continua a vivere nel ricordo di Mattia, ma non solo. Un anno durante il quale la famiglia Cossettini ha continuato a battersi per avere giustizia, in particolare per far sì che situazioni del genere non capitino più. Troppo grave, infatti, era stata la gestione dell'emergenza sanitaria che ha visto coinvolto Mattia, cure tardive, strutture fatiscenti non adatte per casi come questo in un luogo turistico come Marsalam, ma purtroppo in un anno nulla è cambiato. Non è cambiato nulla, abbiamo avviato una contestazione formale, speriamo che in questo modo si riesca a ottenere qualcosa di diverso. Localmente le strutture sanitarie non sono adeguate, nel particolare a Marsalam non c'è il supporto necessario per intervenire in caso di bisogno in soccorso a tutti i turisti, in particolar modo italiani. Quindi sicuramente la contestazione raggiunge anche questo ospedale, che è il posto in cui siamo arrivati con Mattia.
Una contestazione formale nei confronti dell'ospedale Medical Center di Marsalam e della direzione sanitaria egiziana è stata effettuata. Una contestazione formale effettuata anche nei confronti del tour operator che aveva organizzato il viaggio, Alpi Tour, e della direzione del villaggio Bravo di Marsalam che per prima aveva sbagliato diagnosi, ipotesi poi prontamente smentita dall'ospedale di Udine dove successivamente fu eseguita l'autopsia sul corpo di Mattia. I primi ritardi sono legati a un'escursione organizzata dal tour operator con strutture locali e quindi sicuramente l'aspettativa è che ci possa essere un supporto all'emergenza anche dal tour operator stesso. Non è facile concretamente provare a risolvere questa situazione. Il consolato italiano in Egitto sta parlando con il governo per provare a modificare e migliorare strutture e protocolli sanitari e un'idea potrebbe essere quella di provare a coinvolgere investitori privati, ma non è semplice. Nel frattempo la lotta dei genitori di Mattia per avere giustizia continua. Nessuno si è fatto sentire, siamo in contatto con il consolato italiano in Egitto che sta provando comunque a battersi per migliorare le cose localmente, però nonostante gli sforzi di entrambi non c'è nessuna risposta positiva in questo momento. Qualcuno vi ha chiesto scusa? Assolutamente no. Stiamo lavorando, cambiamo argomento incessantemente per riportare a casa Alberto Trentini e quanto la Farnesina e quanto il Ministero degli Esteri guidato da Antonio Tajani dice in queste ore dopo l'attacco degli Stati Uniti al Venezuela e la caduta del regime di Maduro, situazione ancora molto delicata in Venezuela, ci sono ore di attesa. Nel frattempo il Cardinale Zuppi ha parlato con la mamma di Alberto Trentini, lo dicevamo, situazione fluida, situazione di grande comunque attesa ma che di tensione che resta. Sentiamo le parole raccolte dal nostro Lorenzo Maier a Yosmaira Barreto, dissidente venezuelana ma da anni residente a Venezia, che anche in queste ore ha avuto contatti telefonici con i detenuti nel carcere El Rodeo, lo stesso carcere dove si trova detenuto da più di 400 giorni Alberto Trentini. Mentre anche il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, ha voluto telefonare ad Armanda Corusso, mamma di Alberto Trentini, per esprimere da vicino solidarietà, affetto e vicinanza, ma anche l'impegno concreto e naturalmente la preghiera dei vescovi italiani per cercare di arrivare al più presto alla liberazione del cooperatore veneziano. Nostra intervista a Yosmaira Barreto, dissidente venezuelana da anni fuggita a Venezia, impegnata in prima linea a difendere i diritti del popolo venezuelano. Anche in queste ore lei ha avuto contatti con prigionieri politici rinchiusi nello stesso carcere di Trentini. Mi hanno detto che Trentini era molto magro, deperito ma vivo. Questo e loro, quando è successo l'estrazione di Maduro, non hanno avuto il tempo neanche andare nelle carceri. E il pericolo è adesso. Quindi Trentini, però, dalle informazioni che abbiamo, non ha avuto torture. Si chiamano torture bianche, come quella che ha avuto il francese quando è uscito. Cioè loro le lasciano la luce accesa tutto il giorno, gli danno poco cibo, le dicono, come tanti americani prima di uscire, le dicono adesso uscirai, ma hanno paura di uscire perché forse li possono ammazzare. Sono torture psicologiche. Ai detenuti si cerca di far arrivare aiuti sotto banco. Però ho provato a chiedere ai Trentini e mi hanno detto non riusciamo a fare passare neanche una medicina, neanche mangiare, perché loro sono messi da parte. Tutti i prigionieri stranieri sono ancora per loro più valiosi dei nostri, perché i nostri li hanno ammazzato 1000 volte, cioè li fanno fuori subito. Invece loro sono una pedina che hanno un valore più alto. Secondo lei quindi Trentini verrà liberato? Se... Perché adesso oggi ho avuto l'informazione che tutti i paramilitari gli stanno consegnando armi lunghe e corto alcance e ho visto i video anche, perché Diosdado si sta preparando per il popolo venezuelano fuori sta festeggiando per la prima cattura che abbiamo avuto dopo anni. Questa dunque l'attesa, la situazione del Venezuela, con l'attesa ovviamente strettamente legata a doppio filo a Venezia e all'attesa per Alberto Trentini.
Mentre il Veneto piange la prima vittima sul lavoro in questo 2026, è successo a Borgoricco, ovviamente l'ennesima tragedia. Una fine orribile. È scivolato nel compattatore della carta che lo ha stritolato. A pochi giorni dall'inizio del nuovo anno, la prima vittima sul lavoro si registra a Borgoricco, nel Padovano. Si tratta di Fabrizio Braghetto, autotrasportatore di 65 anni, residente ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche. La tragedia è in via dell'Industria, all'esterno dell'azienda Rizzato Calzature. Il dipendente, intorno alle 13, per cause in corso di accertamento, è precipitato all'interno del compattatore della carta che si trova nel piazzale esterno dell'esercizio commerciale. A dare l'allarme i colleghi che hanno allertato i soccorsi, ma quando le prime ambulanze e l'elisoccorso partito da Padova sono arrivati sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 65enne. Troppo gravi i traumi da schiacciamento riportati. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici dello Spisal per i rilievi che dovranno chiarire l'esatta dinamica di questo ennesimo dramma sul luogo di lavoro. Il sindacato UIL chiede che la sicurezza sia un tema prioritario perché il 2026 non venga funestato da altri infortuni mortali sul lavoro. I numeri fanno paura. Abbiamo fatto un calcolo, 1200 morti all'anno, negli ultimi 10 anni sono morte più di 10.000 persone. È un dramma assoluto. Cordoglio da parte del sindaco di Borgoricco Gianluca Pedron, che ha espresso tutta la vicinanza alla famiglia della vittima. Sul posto è arrivato il figlio, confortato anche dal sindaco di San Giorgio delle Pertiche Daniele Canella, che ha raggiunto subito il luogo della tragedia. Già in pensione perché stava facendo gli ultimi 5 o 6 mesi di lavoro, perché poi gli sarebbe scaduta la patente del camion, quindi così dopo pensione faceva qualche lavoretto per conto della ditta come Rizzato, purtroppo con molta probabilità si tratta di un incidente, di una disgrazia appunto accaduta nel momento sono alla pausa pranzo, prima della pausa pranzo. Adesso ovviamente stanno facendo gli accertamenti, certo che siamo davanti a un dramma che ci lascia veramente con tanta amarezza e tanta tristezza. E poi c'è l'omicidio di Mira, l'omicidio che si è palesato l'ultimo giorno dell'anno, ma è un omicidio che è avvenuto la sera tardi del 30 di dicembre. È ormai acclarato che Sergiu Tarna, il 25enne moldavo, è stato praticamente giustiziato con un colpo di pistola di grosso calibro alla tempia. Ci sono indagini che continuano per capire le ultime ore del ragazzo e ovviamente la caccia ai responsabili, e intanto c'è una raccolta fondi per aiutare la mamma con le spese per il funerale. Continuano le indagini dei carabinieri per trovare gli assassini che hanno ucciso il barman 25enne Sergiu Tarna con un colpo di pistola secco alla tempia. I killer sarebbero almeno 2. I militari si stanno concentrando sulle ultime ore di vita del ragazzo, da quando la sera del 30 dicembre, verso le 20, aveva finito il turno a Bar Esquina dell'Ax de Mestre, a quando è stato ucciso circa 2 ore dopo, secondo quanto emerso dall'autopsia. Gli esperti stanno anche esaminando i 2 cellulari di Sergiu per capire con chi si fosse sentito. La pista più seguita al momento è quella della droga. Il 25enne potrebbe aver fatto un torto a qualcuno pagandolo con la sua vita. È verosimile che la sera della sua morte gli sia stato teso un tranello. I militari dunque indagano a tutto campo alla ricerca di prove, in primis il bossolo della pistola che ha ucciso Sergiu e di cui al momento non c'è traccia. E mentre le indagini proseguono, si è attivata una grande catena di solidarietà per aiutare la famiglia del ragazzo, in particolare la mamma. L'IBAN con le coordinate della donna è stato infatti diffuso sui social e tra le associazioni, ma anche amici e colleghi che stanno donando quanto possono per sostenere le spese del funerale, che sarà celebrato a Marghera o Zelarino quando arriverà il nulla osta da parte della magistratura. Ancora increduli, colleghi e amici di Sergiu davanti al locale Mestrino l'hanno ricordato, prima dedicandogli un minuto di silenzio, poi accendendo dei fumogeni colorati. La piaga dei furti e delle rapine, il racconto di quanto accaduto a Pederobba, la paura al supermercato Ins.
Mascherato con una felpa grigia e un pantalone nero, ha messo già il cappuccio sulla testa con una pancia finta. Attimi di panico in un supermercato a Pederobba. Erano da poco passate le 19:45 all'Inx Mercato di via Callusent, a 2 passi dalla Feltrina. Un uomo arrivato in bicicletta con il volto coperto da mascherina e cappuccio, che aveva persino camuffato il proprio aspetto nascondendo sotto la felpa una pancia finta, una volta entrato nel supermercato ha tirato la cassiera fingendo di dover pagare un prodotto per poi strattonarla e minacciarla con un coltello. È entrato prima della porta e è andato direttamente nelle casse. Lui mi ha tenuto dall'abbraccio e mi ha fatto vedere il coltello, mi ha detto così che devo aprirlo. Che dovevi aprire la cassa? La cassa, dovevo aprire la cassa, giusto. Poi appena ho visto che al coltello io mi sono tornata dietro. Alla vista dell'arma la donna, terrorizzata, ha iniziato a urlare ed è riuscita a fuggire dalla cassa. Preso alla sprovvista, l'uomo ha quindi scassinato il registratore di cassa utilizzando il coltello e riuscendo a rubare poco meno di 600 euro in contanti, per poi darsi alla fuga in bicicletta così come era arrivato, lasciando il coltello sul posto. È entrato sulla cassa, ha provato a aprirla col coltello, ha preso tutto e dopo si è scappato via. L'ho seguito fuori, che almeno così provo a prendere la targa della macchina o qualcosa, però lui era con la bicicletta che è più piccola di lui. La cassiera sotto shock ha immediatamente dato l'allarme. Fortunatamente pochi minuti prima aveva già effettuato un trasferimento di denaro, limitando così l'ammontare del bottino, che avrebbe potuto essere ben più consistente. Hai preso tanta paura? Ma certo che ho preso tanta paura, ho preso l'attacco di panico tutta la notte mal di pancia. Nonostante i momenti di paura, la commessa è tornata a lavorare. È tornata subito a lavorare? Certo, tutti noi, anche la collega. Il nostro lavoro dobbiamo farlo in modo giusto, il nostro impegno, sai. Una rapina che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi e che riaccende l'allarme sicurezza sul territorio. Il sindaco di Pederobba, preoccupato per l'accaduto, ha lanciato un appello. Faccio una preghiera a tutti di non reagire e di assecondare questi malviventi per non incontrare spiacevoli situazioni. Poi il sindaco si è rivolto alle istituzioni, auspicando un inasprimento delle pene per chi si rende protagonista di questi gravi episodi di criminalità. E questi delinquenti magari alle volte non scontano nemmeno un giorno in prigione. Non dico marcisca in carcere, però qualche giorno in carcere gli farebbe bene. E poi il furto della bicicletta da un condominio è lo stesso ladro che ha minacciato un residente con un bastone di metallo, successo a Treviso. La polizia ha arrestato un 23enne pakistano. Sabato pomeriggio di alta tensione, quello appena trascorso in strada Castellana a Treviso. Tutto inizia intorno alle 13 quando un 23enne pakistano viene sorpreso all'interno di un appartamento gestito da una cooperativa in questa palazzina dove in passato era stato ospite e dove spesso torna in cerca di cibo. Dopo essere stato allontanato, il ragazzo ruba la bici di un condomino e si allontana. La scena però viene vista da un altro residente che gli ordina di lasciare il mezzo. A quel punto il 23enne reagisce con violenza, inizia a minacciare verbalmente il testimone, brandendo poi contro di lui anche un bastone di metallo. Non ancora soddisfatto, il giovane rovescia i bidoni dei rifiuti, rompendo pure delle bottiglie per guadagnarsi la fuga. Nel frattempo alcuni residenti chiamano la polizia denunciando la presenza di un uomo in strada in evidente stato di agitazione. Uno che lanciava bottiglie in mezzo alla strada, è uscito con bancali e tutto e faceva casino e dopo è andato verso il concorso agrario. Abbiamo chiamato la polizia, il sabato era il trambusto. In pochi minuti gli agenti della questura raggiungono strada Castellana trovando il ragazzo con in mano ancora il bastone che viene posto sotto sequestro. Per il 23enne invece scatta l'arresto per rapina. Sicuramente tra i residenti della zona sarà un sabato pomeriggio difficile da dimenticare. Paura un po' sì, perché non si capiva cosa voleva, perché visto bottiglie in mezzo alla strada, correva con un bancale, più avanti con un tubo in mano. Dunque non si sapeva cosa voleva né cosa faceva. Tutto un casino e basta. E poi le spaccate che continuano in tutto il territorio. Vedete il prossimo servizio con 2 episodi.
2 spaccate nel fine settimana a San Trovaso di Preganziole e a Musano di Trevignano, nel Mirino, 2 locali. Il primo colpo nella notte tra venerdì e sabato ai danni del ristorante La Svolta di fronte Villa Franchetti. I ladri hanno letteralmente abbattuto il vetro della porta d'ingresso. Una volta all'interno hanno staccato il registratore di cassa contenente il fondo cassa, buttato a terra il terminale del Superenalotto e rubato il salvadanaio con le mance delle dipendenti. Probabilmente è stato il sistema d'allarme entrato in funzione a disturbare i malviventi che sono fuggiti. Per i titolari, che hanno in gestione il locale da appena 6 mesi, è stato un amaro inizio anno, alle prese con i danni pesanti causati dal furto, quantificati in circa 4.000 euro. I malviventi nello sfondare la vetrata si sono feriti. Sul posto, infatti, sono state rinvenute tracce di sangue rilevate dai carabinieri che stanno conducendo le indagini. Nella notte tra sabato e domenica, invece, altra spaccata, stavolta a Musano di Trevignano. Preso di mira il bar Elite. Qui i ladri hanno usato un tombino per sfondare il vetro della porta. Come a San Trovaso, portato via il fondo cassa, poche centinaia di euro. Anche in questo caso indagini affidate ai militari dell'Arma, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. E poi ci sono le operazioni che consentono di portare a un arresto per un errore banale da parte del ricercato. Il 112 lo chiama appunto uno straniero, lo chiama senza un motivo, e scoprono i carabinieri che era ricercato con un mandato di cattura internazionale. Una telefonata al 112 dall'altro capo, una voce maschile, accento dell'est in forte stato di agitazione che richiedeva un intervento urgente. Pensando ad un pericolo, i carabinieri geolocalizzano la chiamata ed intervengono in un condominio poco lontano dal centro di Padova, in via Barzizza. Quando alle 8 del mattino i militari entrano nell'abitazione, vengono accolti da un uomo in lacrime. Nella casa c'era anche un coinquilino. L'uomo però ha iniziato subito ad avere un atteggiamento minaccioso verso i carabinieri e ha fornito loro delle generalità, poi rivelatesi false. Lo straniero è stato così accompagnato in caserma e dopo essere stato fotosegnalato si è scoperto che si trattava di un cittadino moldavo di 27 anni su cui pendeva un provvedimento di arresto emesso dalla Moldavia nel dicembre del 2024 per reati contro il patrimonio commessi nel suo paese d'origine. Il giovane è stato così arrestato e trasferito nella casa circondariale di Padova. Deve scontare una condanna definitiva a 3 anni di reclusione. Lo straniero è stato anche denunciato per resistenza pubblico ufficiale, falsa attestazione e procurato allarme. Una scomparsa che sconvolge quella di Antonio Menegon, l'ingegnere consulente della battaglia contro gli autovelox irregolari. Sono ore di angoscia dopo la scomparsa di Antonio Menegon, l'ingegnere di 78 anni, consulente nella battaglia contro gli autovelox irregolari, di cui non si sa più niente da giorni. Tutte le ipotesi sono aperte e gli inquirenti stanno lavorando in maniera serrata per rintracciare il perito impegnato in svariate lotte per la sicurezza degli automobilisti sulle strade di tutta Italia, oltre alla nostra regione. Menegon, che abita a Tezze sul Brenta da anni, gestisce una galleria d'arte in via Garibaldi a Rosà, ed è proprio qui che i carabinieri e i vigili del fuoco, allertati per le ricerche, hanno rinvenuto le chiavi di casa, un PC ancora acceso, il telefono cellulare e all'esterno dello stabile il furgone e l'auto dell'ingegnere. Cosa possa essere accaduto è un giallo che sta tenendo tutti con il fiato sospeso. È una notizia che arriva all'inizio dell'anno, che ci stupisce, che ci sorprende in maniera negativa, che ci preoccupa anche. Non è bello avere di queste notizie e siamo vicini ai familiari, alle persone care all'ingegnere Antonio. Un'amara sorpresa, perché effettivamente questo signore lo si vedeva girare anche qua per i nostri uffici per delle pratiche di tipo amministrativo. Io l'ho ricevuto un paio di volte anni fa, adesso recentemente non lo avevo più, avevo perso di vista, e la comunità è scossa proprio perché non si sa assolutamente dove sia andato a finire questa persona. Noi avevamo incontrato Menegon in più occasioni, a seguito anche di una vicenda che lo aveva riguardato di persona, quando a causa di un sottopasso non segnalato adeguatamente era rimasto incastrato con il suo furgone. Da allora aveva portato avanti una battaglia che noi avevamo seguito passo passo e che era finita anche sulle reti nazionali. Intanto è ancora la sindaca Mezzalira che lancia un appello al nostro microfono. Visto l'anomalia di questa scomparsa, visto la preoccupazione che sicuramente stanno vivendo i familiari e le persone a lui care, chiediamo a chiunque abbia visto qualcosa e possa segnalarlo alle forze dell'ordine, perché può essere d'aiuto nelle indagini.
E il primo a dare l'allarme della scomparsa dell'ingegner Menegon è stato il referente dell'Unione Consumatori Antonio Tognoni, con cui il 78enne lavora da anni. Lo abbiamo raggiunto al telefono. Io ho provato a contattare Menegon, però dopo numerosissime telefonate, tentativi di chiamare l'ingegnere sono andati a vuoto, ci siamo un po' preoccupati e io sono andato a casa sua e niente, ho trovato casa sua vuota, tutto sbarrato, e poi mi sono recato sul luogo del suo studio, dove lui ha anche una galleria d'arte, e lì ci siamo resi conto che c'era una macchina parcheggiata, la sua macchina parcheggiata e il suo furgoncino e la porta chiusa. A quel punto abbiamo chiamato i carabinieri, abbiamo chiesto di contattare magari la sorella, ci siamo recati lì, abbiamo chiamato i vigili del fuoco e con i vigili hanno forzato le porte, siamo entrati e di lui non c'è traccia. Tra l'altro anche il telefono cellulare l'avete trovato nel suo ufficio? Il telefono cellulare era sul tavolo, infatti i carabinieri hanno esaminato anche quello, stiamo cercando di capire se c'era scritto qualcosa. Diciamo che lui aveva mandato anche un messaggio a un altro ingegnere dicendo che, non so, era stanco, aveva dei problemi, non so. Io più di tanto non so perché... Ma che idea si è fatto lei? Non lo so, guardi, io sono estremamente preoccupato perché lui mi parlava spesso dei problemi che aveva avuto quando stava facendo le indagini su ordine della Procura di Cosenza sui Velox. Insomma, non si era fatto molti amici nell'ambiente, era abbastanza temuto. Non si scarta neanche una possibile ritorsione, quindi? Mi auguro di no. Lui però aveva avuto quell'episodio l'anno scorso che ignoti gli avevano dato fuoco alla macchina. Vedremo, speriamo bene che magari i motivi siano altri e si possa concludere in maniera positiva questa situazione. A discutere, torniamo nella Marca, la chiusura della scuola nel bosco a Monfumo è stata chiusa con un'ordinanza del sindaco Luciano Ferrari dopo la scoperta nel controllo dei carabinieri del NAS che non ci fosse nessuna autorizzazione di ULSS 2 e Regioni. La struttura gestita dall'associazione Il Noce erano presenti 14 bambini tra i 2 e i 5 anni e 9 ragazzi tra gli 8 e i 10 anni. Che stavano seguendo attività di homeschooling. I piccoli e i ragazzini all'arrivo dei carabinieri del NAS sono stati consegnati ai rispettivi genitori, il controllo è avvenuto il 15 dicembre, poi sono scattati gli accertamenti e dai controlli è emersa la mancanza di autorizzazioni da parte della Regione Veneto e dell'ULSS 2 e alla luce delle irregolarità scoperte il primo cittadino ha firmato un'ordinanza per chiudere l'asilo, l'attività di istruzione parentale e anche quella di somministrazione e riscaldamento di alimenti. E quindi è un tema che fa discutere perché si torna a parlare di homeschooling, si torna a parlare anche appunto di istruzione parentale e intanto peraltro in un'area a forte vocazione Novax, lo sappiamo quello della zona dell'Asolano. E a proposito di vaccini c'è un appello ulteriore dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, il direttore dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana Benazzi alla vaccinazione. Parliamo però dell'influenza. In una settimana, pensate, 258 ricoveri negli ospedali dell'ULSS 2 per l'influenza, quindi l'appello resta ovviamente sempre valido. Un vero e proprio assalto nel pronto soccorso dell'ULSS 2 Marca Trevigiana da Treviso, Vittorio Veneto a Montebelluna e Castelfranco. Aumento importante dei ricoveri, soprattutto fra le persone fragili. Nella settimana che va dal 29 dicembre al 4 gennaio ci sono stati ben 258 ricoveri nella Marca solo per l'influenza, 7 per Covid, 2 persone anziane non vaccinate in terapia intensiva. Di fatto l'influenza oggi è il 25,7% sul totale dei ricoveri complessivi di tutta l'ULSS, che sono 1004, quindi è fortemente, chiaramente, sono fortemente colpiti i soggetti, le persone dalla sindrome influenzale. Ad essere colpite maggiormente le persone con pluripatologie e con meno difese, soprattutto ma non vaccinate. L'appello del direttore generale Benazzi. È chiaro che noi dobbiamo assolutamente continuare appunto le vaccinazioni e l'appello che io faccio a tutte le persone chiaramente fragili e over 65
è quello di andare a vaccinarsi. Abbiamo riaperto ovviamente le vaccinazioni, ne sono state fatte grazie anche ai medici di famiglia 140.000. Evidentemente per coprire tutta la popolazione a rischio ne serviranno di più, ecco perché l'appello da parte della Regione e ovviamente poi da parte delle ULSS è quello di andare ancora a vaccinarsi, e sono aperti il Dipartimento di Prevenzione e le farmacie ovviamente dei servizi, quindi tutte le farmacie che possono ancora vaccinare. Le prenotazioni possono essere sottoscritte anche attraverso il portale dell'ULSS, potenziato il personale negli ospedali per supportare il grande flusso di cittadini. Io devo sempre ringraziare i miei collaboratori e tutto il personale, perché ovviamente stanno facendo un grande lavoro sia nell'accettazione dei ricoveri sia nelle OBI, nell'osservazione breve intensiva, dove ovviamente le persone vengono trattate e gestite nella medicina d'urgenza fino ovviamente a che si risolve il problema polmonare, quindi le polmoniti, le broncopolmoniti, e contemporaneamente stiamo assumendo 108-109 infermieri giovani appena laureati che verranno immessi all'interno. Stiamo già mandando via i telegrammi in modo tale da assumere nuove forze per affrontare sia l'influenza ma anche ovviamente le altre patologie. Super lavoro nel pronto soccorso, ma anche per i 118, che riceve numerosissime chiamate sia per chiedere un intervento che per avere consigli in caso di sintomi più gravi relativi all'influenza. Allora, abbiamo aperto vedendo le fiamme di Villorba con l'intervento dei Vigili del Fuoco, ma a rientro dalla pubblicità, perché ci fermiamo per qualche istante, anzi lo vediamo adesso e poi andiamo in pubblicità, parliamo delle fiamme, quelle di maggiore festa nella Marca trevigiana, e cioè quelle di Arcade, con il panevin più famoso del Veneto, che è stato anche un passaggio, un po' di consegne politico, li vedete, tra l'ex governatore Luca Zaia e l'attuale governatore Alberto Stefani. Vediamo la festa di Arcade, poi pubblicità e poi rientreremo, perché questo ci darà anche il là per aprire la nostra pagina politica. La festa di Arcade. Guardate qui. Eccolo, è stato acceso il 59esimo panevin di Arcade. Qualcuno vorrebbe che questa tradizione fosse spenta, ma noi, grazie, siete voi la dimostrazione che questa è una tradizione non solo per gli arcadesi, ma per i trevigiani interi e anche per il Veneto. Che anno vi augurate? Bellissimo. Perché state assieme? Pieno di emozioni. E anche allora, vi date un bacio dell'onorevole Boff, sindaco di Tarzo. Come stanno andando le famiglie? Si va a sera. Quindi? Piena carriera. Quindi va bene, insomma. Ok. Cosa vi aspettate per questo 2026? Beh, prosperità ovviamente. Beh, mi sembra che il panevin dica così. Dice di sì, quindi. Ma nella prosperità cosa si aspetta personalmente? Skei? Nella prosperità io intendo sicuramente la salute. Quindi no skei? Beh, quelli vanno sempre bene, ovviamente, ma prima di tutto la salute. Quante volte a mattina e quante volte a sera? Non mi ricordo, la maggior parte comunque a sera. Senti che bel E quante volte hai cucinato come stasera? 10. Skei a buona salute. Allora, la salute in primis, i soldi all'ultimo, l'amore ben venga, se arriva presto, sì. Quindi, voglio dire, Prego. 2026 a caccia d'amore? Sempre. Skei? Ah, skei. E io pensavo all'amore. No, io mi sono già sposata, quindi a posto, ho trovato l'amore. Mamma di Leonora. Fa che spero in bene, dai. Un saluto alla telecamera per la Tele 3. Salutate la telecamera qui sul palco. Eccola. Bellissimo. Tu sei la Befana? Sì. Allora, come Befana, che al carbone a chi lo mandi? Lo manderò sicuramente a mio fratello. E invece i dolci e la cazzina con i Ai dolci? miei genitori e ai parenti. Perché i tuoi genitori? Perché loro sono gentili. Ma fai le riprese? Fai le riprese? E il panevin tu lo Cosa vuol dire quando ci sono le famiglie?
Le faville, le hai viste quelle faville? Sì. E secondo te come sarà quest'anno? Sarà molto bello ed è molto caldo. E tu che cosa vuoi per questo 2026? Vorrei tanta pace e stare in famiglia. Saluti! Rieccoci in diretta con la nostra prima edizione. Allora, abbiamo visto prima della pubblicità il Panevin Arcade, che è stata un po' l'occasione anche di questo passaggio ideale di testimone a livello politico per la regione tra Luca Zaia e Alberto Stefani, ma appunto Stefani si è anche espresso su quello che è un po' il caso politico nel centrodestra di queste ore, quella manifesto per la nuova destra, una svolta a destra per il centrodestra di Luca Zaia, che è stato pubblicato ieri su Il Foglio, che sta facendo discutere soprattutto ovviamente all'interno della Lega, un manifesto con 5 punti nel quale Zaia ha parlato anche di unione civile, ha parlato anche di migrazione, insomma con degli elementi, diciamo, di apertura che hanno fatto reagire, ad esempio, non uno qualsiasi, ma il vice segretario federale Roberto Vannacci, dicendo non è questo il mio benchmark, l'ha definito. Insomma, c'è discussione, ripartiamo da qui perché Stefani dice parole importanti che sono in linea con il nostro programma e quindi è tutto da capire cosa succede. Sentiamo le parole di Stefani e poi andiamo subito sulla politica. Sono idee che fanno parte del patrimonio politico e culturale del nostro movimento, tra l'altro alcuni accenti sul tema demografico, sul tema sociale fanno parte del cuore del nostro programma di governo. Come avrete visto in questi giorni abbiamo rilanciato alcuni temi legati all'housing sociale, alle sfide dell'assistenza domiciliare, della sanità territoriale. Queste sono le sfide che noi dobbiamo vincere e queste sono anche le sfide che il centrodestra deve vincere. Allora, ha detto così ieri Alberto Stefani, cerchiamo di capire un po' qual è il commento non solo del centrodestra ma anche del centrosinistra. Lo facciamo con l'ospite di oggi, che ringraziamo per essere qui con noi anche in questo giorno di festa, il vice segretario provinciale del Partito Democratico di Treviso, Leone Cimetta. Buongiorno. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a lei per essere qui con noi. Allora, ha letto questo manifesto di Zaia in 5 punti, una svolta a destra, la destra non è più quella di 50 anni fa. In qualche modo Stefani benedice questa svolta, non tutti nella Lega. Che dite? Credo, diciamo, più che una svolta a destra sembra cercare una svolta della destra, cioè sembra appunto all'interno del derby che c'è in questo momento dentro il centrodestra e anche dentro la Lega tra i salviniani e diciamo coloro che si identificano in una Lega un po' più moderata. Si parlava di Lega delle origini. Zaia cerca di battere un colpo e lo fa anche forte di un consenso molto importante che ha avuto le elezioni regionali. Il fatto che Stefani, che comunque è di un'altra generazione anche rispetto a Zaia stesso, è più giovane e cerca, diciamo, in un modo anche un po' furbo di raggranellare consenso anche su una componente moderata, sapendo che viene lasciata libera da Fratelli d'Italia, sostenga quello che ha detto Zaia, è inevitabile. Sono più curioso di sapere cosa dirà il segretario federale della Lega, che in questo momento è il grande assente, diciamo, in questo dibattito, perché sicuramente Vannacci rappresenta tutt'altro rispetto a Zaia. La domanda che tanti anche a sinistra stanno facendo e sono fatti in questi anni in cui abbiamo visto la Lega a due facce è, all'interno della Lega, ma in generale all'interno del centrodestra, quanto consenso hanno queste posizioni di Zaia, perché io mi ricordo bene quando Zaia verso la fine del suo ultimo mandato, in realtà nell'ultima metà, un annetto fa, diciamo su un tema importante che era il tema del fine vita, adottò delle posizioni che erano evidentemente in contrasto con quelle sia di Vannacci sia di Salvini stesso e le rivendica nel quinto punto del manifesto, quello appunto veniva citato prima sui diritti civili. La domanda è: come non è riuscito quella volta da presidente della regione con un consenso vastissimo e con anche una maggioranza vastissima in regione a rendere maggioritaria quella posizione all'interno di un consiglio regionale in cui aveva il 70% dei consiglieri, riuscirà adesso dentro la Lega da presidente del consiglio regionale a far diventare quel manifesto qualcosa di più? Lui ci scommette, non so se ci scommetta per una candidatura a una leadership nazionale, credo più che altro ci scommetta per marcare una posizione e dire ci sono anch'io,
ci sono anche le mie idee e qui dentro ha una cittadinanza. Non so quanto consenso abbiano nazionalmente dentro quel movimento. Allora, faccio vedere questo post di Alberto Villanova, se chiedo alla regia Mattia Pizzaia e Francesca Pezzo, che ringrazio. Questo post, per esempio, di Alberto Villanova. Alberto Villanova è uno dei grandi assenti, no? Anche alle elezioni regionali, non ha mancato di sottolinearlo, e scrive questo stamattina: sottoscrivo al 1000% o 1000 per 1000 il manifesto politico di Zaia. Ho sempre condiviso e sostenuto la sua attività da quando sono entrato in politica e l'ho fatto mettendoci anima e corpo come suo capogruppo. Siamo in tantissimi però a sperare che ora venga realizzato veramente. Ad oggi, infatti, tutte le persone che la pensano come lui sono state messe nella condizione di non nuocere alla linea ufficiale. Le ultime elezioni regionali e la decisione presa ad oggi in Veneto sono lì a dimostrarlo. Ma visto che i pessimisti non fanno fortuna, confidiamo in tempi migliori. Che lo dica l'ex capogruppo del partito della Lega e che dica che le persone che la pensano come lui sono state messe nella condizione di non nuocere, insomma, è significativo. Non ha parlato uno qualsiasi, no? No, assolutamente. E in effetti si è visto anche nella composizione delle liste e poi nella composizione della giunta regionale, che è una giunta che non parla particolarmente con la giunta Zaia, pur avendo appunto il consenso personale di Zaia. È diventata una necessità di trovare una posizione importante a Zaia, che è quella di presidente del Consiglio regionale, che gli permette di essere esercitata. Ma tutte le persone che condividono, che hanno condiviso le battaglie di Zaia in questi anni, sono ai margini, diciamo, della vita politica del Veneto. Questo va riconosciuto. L'elezione di Stefani ha segnato una dicotomia importante all'interno della Lega stessa, non soltanto nei rapporti col centro-sinistro, nei rapporti con Fratelli d'Italia. Quello che dice Villanova, in modo esplicito, non avendo anche magari niente da perdere, lo dicono in molti anche con posizioni più di rilievo nelle segrete stanze, ecco, nell'interlocuzione anche con gli altri partiti. Però Stefani sembra dire, comunque sono parole importanti, e più di una volta ha, come dire, sostenuto Zaia rispetto al suo omologo, perché Stefani mi risulta che sia ancora vice segretario federale del suo omologo Vannacci. Quindi questa doppia interpretazione di Stefani come la... Stefani vive in Veneto ed è chiaro che in Veneto lui è un uomo intelligente, sa perfettamente dove sono gli equilibri e sa che il Veneto è una regione moderata e che posizioni come quella di Vannacci qui potrebbero avere vita corta. Però è anche consapevole di avere un partito il cui consenso, quel 37% diciamo, fatto in alcune province di questa regione, e in generale quel 60% che ha avuto complessivamente come presidente della regione, deriva dalla somma di tanti pezzi. Non può fare a meno di Zaia, ma non può fare a meno neanche di Vannacci. Non troverete al netto di qualche scaramuccia grandi esternazioni neanche contro Vannacci del presidente Stefani, perché è una persona che sa stare nel mezzo con tutti i pro e contro che questo vuol dire, che questo implica, perché vuol dire anche che quando ci sarà da scegliere, o se mai ci sarà da scegliere, tra una linea Salvini e una linea Zaia, a quel punto non so chi avrà il coraggio di schierarsi lì dentro. Facciamo ancora un po' i conti in tasca alla Lega e poi andiamo sul centro-sinistra, ma insomma da fuori è interessante anche un'analisi. Questo voler entrare in discorsi politici come mai aveva fatto prima d'ora, perché prima aveva, diciamo, un ruolo amministrativo, per cui diceva io non entro in politica, io faccio l'amministratore, ma adesso, insomma, che fa il presidente del Consiglio regionale, si può permettere anche di farlo. Questa presa di posizione è una posizione che secondo lei lo allontana da ipotesi del suo futuro, ad esempio molto locali come Venezia, e quindi lo proiettano verso qualcosa di nazionale, e soprattutto all'interno del centrodestra e della Lega, o forse di un'altra entità che potrebbe essere fuori dalla Lega? Io non ho la sfera di cristallo, quindi non so se questo lo allontani o no. Sicuramente gli dà una proiezione nazionale che prima non aveva, e il fatto di aver scelto anche un giornale non tenero con la Lega come Il Foglio, diciamo, che ha delle visioni naturalmente più moderate, dà da pensare. Non credo che alla fine, perché Zaia non ha mai avuto, diciamo, ruoli da rovina famiglie, tra virgolette, dentro quel partito, anche quando, diciamo, non era ben visto, non era ben accetto da segretari federali che sono succeduti. Non credo che farà un passo al di fuori di quel partito, ma ripeto, non è il mio partito e non ho la sfera di cristallo, per cui non posso prevedere quello che Luca Zaia, che è un politico di grandissimo corso, di lunghissimo corso, è una vecchia volpe, possa naturalmente decidere. Allora, veniamo al centro-sinistra, veniamo al Partito Democratico. Non posso non partire da quello che bolle in pentola sulle elezioni provinciali. Abbiamo raccontato in questi giorni un po' del duello a distanza, della partita a scacchi, l'ennesima tra Lega, soprattutto i Fratelli d'Italia all'interno del centrodestra, per
il nome del presidente, con la Lega che ovviamente rivendica la continuità e ce l'avrà di fatto, anche perché proprio in questo studio il commissario provinciale di Fratelli d'Italia lo ha sostanzialmente detto, Emanuele Loperfido, che quindi le carte in mano ce l'ha la Lega, anche il peso ovviamente perché sono elezioni di secondo livello. Però sostanzialmente sarà un candidato presidente della Lega, in futuro però poi Fratelli d'Italia, che cede per l'ennesima volta su una questione, rivendicherà ovviamente le elezioni comunali. Dal vostro punto di vista invece la ricerca pare essere verso un civico, può essere così, è vero? Sì, facciamo due premesse. La prima, come diceva giustamente lei, questa è un'elezione di secondo livello, cioè non voteranno i cittadini, voteranno i consiglieri comunali e i sindaci, per cui stiamo parlando di alcune centinaia di persone che il 1° di febbraio si troveranno a Sant'Artemio e in un lasso di 12 ore voteranno. La seconda premessa, si vota solo il presidente. Questa è la prima volta che questo accade da quando c'è la legge Del Rio, nel senso che voi sapete che, come lo spiego per magari gli spettatori, visto che è un'elezione un po' particolare, in tutti gli organismi c'è un ente, si vota un organo monocratico, un presidente, un sindaco, un presidente della regione e così via, della giunta regionale, e si vota un consiglio. Qui i due organismi sono separati e il consiglio resta quello che è. Questo ha una implicazione non da poco, cioè il fatto che questa è un'elezione in cui non si deciderà una maggioranza o una minoranza. La maggioranza e la minoranza ci sono già, noi siamo la minoranza perché alle ultime elezioni regionali la nostra lista ha avuto la minoranza, diciamo, dei voti, e il centrodestra complessivamente è maggioranza. E questo non cambierà chiunque sia il presidente che venga eletto. Questo significa che noi ci ritroviamo in una situazione un po' particolare, che se un domani venisse eletto un presidente, cioè se mi candido io e vengo eletto presidente, comunque sono un presidente di minoranza. È già successo in passato in altre province, è un po' particolare come situazione. Anche per evitare questa cosa, ovviamente, la ratio della legge Del Rio era sempre stata quella di avere un vasto consenso, evitare di avere 10-12 candidati come ci sono nelle elezioni, attorno a una, magari due figure che si contrastavano e che però avevano una campagna elettorale limitata, non bisogna fare campagna elettorale per tutti i cittadini. Certo. Questo è il motivo per cui il nostro obiettivo è sempre stato quello di allargare, non partendo soltanto da quelli che sono gli amministratori con la testa del Partito Democratico, ma anche allargando alle vastissime praterie di liste civiche che devono avere rappresentanza nel nostro territorio, che ci sono in tutta la provincia, anche in tutta la regione. È una dinamica molto particolare quella veneta, per cui spesso non ci si ritrova sulla scheda elettorale col candidato sindaco, soprattutto nei comuni sotto i 15.000 abitanti, con il simbolo dei partiti, ma con tanti civici, alcuni orientati politicamente, alcuni no. Noi, esattamente come abbiamo fatto anche per le elezioni regionali, stiamo partendo da una relazione, da un'interlocuzione con le forze civiche del territorio, soprattutto quelle che hanno sostenuto Giovanni Manildo, ma non solo, per provare ad allargare il consenso, anche perché, questo è il secondo punto, candidarsi alle elezioni prevede, questo è sempre per il motivo che dicevo, perché la legge Del Rio invita a mettersi d'accordo, essendo un ente di secondo livello, è previsto un argine molto ampio, cioè c'è una quantità di firme molto ampie da raccogliere di amministratori che in questo momento, a quello che so a conti fatti, di tesserati di partito possono essere in questo momento messe in campo soltanto, credo, dalla Lega. Neanche Fratelli d'Italia ha un numero sufficiente di amministratori, né noi né Forza Italia, per cui è chiaro che devono essere le coalizioni che si mettono assieme e che allargano il proprio fronte. Noi domani riuniremo gli amministratori, diciamo, del partito, quindi quelli con la testa del partito, e sottoporremo alcune opzioni, alcune ipotesi, e vedremo anche qual è la cosa dominante. Su questo noi rivendichiamo il fatto che fin da quando è nata questa legge, cioè fin da quando nel 2016-17 abbiamo dovuto votare con la legge Del Rio, noi siamo sempre andati dal centrodestra a dire: volete che la impostiamo come un'elezione, quindi noi candidiamo anche i nostri candidati, il candidato conservatore contro quello progressista, diciamo così per semplificare, o crediamo sia un ente di secondo livello che deve gestire poche deleghe, non c'è una vera e propria campagna elettorale, e quindi, come si fa con l'ANCI per esempio, troviamo una figura che vada bene a tutti. In passato sono sempre state individuate dal centrodestra figure, diciamo, sufficientemente, una figura in particolare, perché è stato il presidente uscente Marcon, sufficientemente divisiva per quello che era il nostro campo, per cui questo non è stato possibile. Allora, ci sono nomi che circolano e mi chiedo se me li può confermare, poi la scelta sarà Franco Della Rosa, Asolo, Paola Moro, Monastier, Luca Durighetto, Zero Branco,
Elena Stocco, Preganzioli, Mirella Bagliana, Vittorio Veneto. È una rosa credibile? È una rosa, questi sono che esiste? Nomi di assoluto valore, non si limita a questi naturalmente la nostra rosa, tra questi ci sono una nostra iscritta e 4 sindaci civici che sono, diciamo, nell'alveo del centro-sinistra, con quindi sostanzialmente anche il concetto spurie. è questo, puntare su un civico, perché può anche essere che magari, perché poi il problema qual è dal punto di vista del centrodestra, che magari qualcuno a cui non va bene il candidato della Lega nel segreto dell'urna vota per quello che ha maggiore respiro, anche se magari è un civico appartenente al centro-sinistra. Può essere che ci sia questo sgambetto? Quando noi candidiamo una figura sappiamo che il voto che viene dato è un voto alla persona, non è semplicemente un voto alla forza politica, soprattutto, ripeto, in un ente di secondo livello. Le deleghe in mano alla provincia non sono mai state tantissime, ovviamente, rispetto a comune e regioni, e sono state ulteriormente, diciamo, asciugate, tra virgolette, per cui si tratta di capire appunto nel buon governo chi è la figura migliore. Stante il fatto che comunque appunto il Consiglio, la struttura, diciamo, resta ha fatto bene a spiegare questo passaggio, perché insomma è un po' complicata la storia della provincia. Sì. Peraltro, anche a proposito di questo, voi siete tra quelli che auspicano che si ritorni a un'elezione diciamo di primo livello per la provincia? Allora, su questo, diciamo, nel PD ci sono molte posizioni. Personalmente io sono tra questi, perché ritengo che la legge Del Rio avesse un suo perché quando è nata, cioè quando si pensava che con la riforma costituzionale sarebbero sparite le province e quindi era una riforma ponte, 2-3 mandati, 4 anni e finiva tutto. La riforma Del Rio, la legge Del Rio c'è da 10 anni in questo momento e più di qualche crepa l'ha fatta. Questo stesso fatto che andiamo a eleggere i presidenti avendo già chiare quali sono le maggioranze e quali le minoranze, diciamo, non ce lo nascondiamo, è un vulnus, lo dico anche essendo una legge fatta dal centro-sinistra, perché dobbiamo avere anche l'autocritica di riconoscerlo. A questo punto però, meglio che sia la gente a votare, no? Secondo me sì, penso sia bene che ritorni alle persone, ai trevigiani. A proposito di votazioni invece di primo livello, allora poi si apre, e poi dopo le provinciali si apre già poi la partita delle elezioni comunali. Allora qua entriamo proprio nel Partito Democratico, centro-sinistra, ma soprattutto il Partito Democratico, lei che è vice segretario e vice di Giovanni Zorzi. Allora, immagino che come per il centrodestra tra i comuni che vanno al voto ci sia un comune che interessa particolarmente, perché è il più importante di quelli che vanno al voto, non ce ne vogliono gli altri, ma anche perché è da tempo una roccaforte leghista, essendo stata però a suo tempo anche un comune retto dal centro-sinistra, cioè Castelfranco. Com'è la situazione per Castelfranco? C'è già un'idea? Ma in questo momento, ricordiamo che Castelfranco ha votato nell'autunno del 2020, per cui ha avuto questa proroga di 6 mesi perché era di quelli che erano slittati per il Covid. In questo momento il sindaco Marcon, come sappiamo, è subentrato in consiglio regionale all'assessore Roma. E diciamo che quindi, l'ultimo periodo è stato un po' difficile per il centrodestra. Diciamo, il centrodestra, per chi non è di Castelfranco, non è del settore, il centrodestra a Castelfranco governa con un voto di scarto in consiglio comunale, perché ci sono state all'interno della maggioranza delle importanti prese di posizione anche contro il sindaco, che a nostro avviso, ed è anche il motivo per cui lo ritenevamo divisivo come presidente della provincia, non ha fatto bene il sindaco. Noi abbiamo delle critiche abbastanza importanti che hanno esposto i consiglieri comunali sulla gestione di una serie di partite. Di conseguenza, diciamo, già la partenza del sindaco Marcon complica ulteriormente per il centrodestra la partita. Naturalmente era agli sgoccioli in ogni caso, per cui si trattava di pochi mesi. Noi abbiamo negli ultimi anni, in realtà nell'ultimo anno e mezzo, soprattutto intensificato, costruito attraverso il ruolo dei nostri consiglieri comunali, della segretaria di circolo e del segretario provinciale, un tavolo che era un tavolo ricostituito a partire anche da quello che c'era già 5 anni fa, tra tutte le forze che non si riconoscevano nell'attuale maggioranza, per cui in questo momento stanno lavorando sul programma, sulla parte programmatica, un po' sul modello di quello che abbiamo scelto di fare anche a livello regionale, partendo da chi, diciamo, aveva già fatto una scelta di campo, e attendiamo anche di vedere se altre forze, adesso che si avvicinano alle elezioni, possono essere interessate ad avere un ruolo, a battere un colpo. Sicuramente lì sì, siamo pienamente alla partita, anche perché ricordo che 5 anni fa e mezzo, ormai poco più di 5 anni fa, a ballottaggio la partita si è decisa su poche centinaia di voti, perché siamo andati a finire 52-48, per cui è stato, devo dire, lì, grazie al candidato sindaco Sebastiano Sartoretto, è stata una battaglia molto importante, e anche questa volta, diciamo, anche alle elezioni regionali uno dei nostri candidati in lista, il nostro candidato castellano
Claudio Beltramello ha avuto un numero di preferenze importantissimo nella città, anche superiori a quelle di Zaia, anche superiori a quelle del sindaco Marcon, per cui diciamo dal nostro punto di vista c'è stato un riconoscimento al lavoro fatto dal gruppo consiliare, al lavoro fatto diciamo all'opposizione al sindaco. Dopo Vittorio, Castelfranco sarebbe un bel colpo. Certo. Che altre sfide interessanti ci sono dal vostro punto di vista per le comunali? Vanno al voto soltanto 4 comuni, altri 3 oltre a Castelfranco Veneto. Sono comuni piccoli ma sicuramente importanti per noi. Uno naturalmente è Spresiano, dove diciamo, sta concludendo il mandato il sindaco della Pietra, e gli altri 2 sono il comune di Chiarano e il comune di Vidor. Sono comuni diciamo, situati agli estremi opposti del territorio della nostra provincia, ma su cui noi riteniamo di poter fare un bel risultato, di poter dire la nostra. Ecco. I comuni dove il sindaco è andato in regione non vengono conteggiati, qui Silea per esempio e Ponte di Piave. Sì, esatto, entrambi andranno al voto nonostante non siano nel turno, esatto, perché non erano nel 2020. C'è anche quell'elemento. In quei 2, esatto, devono essere ancora fatti, diciamo, decreti, sì. Allora, facciamo così, andiamo velocemente in pubblicità e poi andiamo anche a parlare di qualcosa che ci riguarda da vicino, perché riguarda un nostro connazionale e conterraneo Alberto Trentini, ma che riguarda un po' tutto il mondo, se non l'Europa, ovviamente tutto il mondo, e cioè quello che sta accadendo in Venezuela e cosa potrebbe accadere. Allora, pubblicità e poi ripartiamo. Rieccoci in diretta, la seconda parte, l'ultima parte della nostra prima edizione. Siamo sempre, e lo ringraziamo, con Leone Cimetta, vice segretario provinciale del Partito Democratico. Abbiamo affrontato la politica in senso stretto dalla regione alle provinciali, insomma la Marca Trevigiana, ma non possiamo non parlare anche di quanto sta accadendo in Venezuela. L'abbiamo raccontato in questi giorni, l'attacco degli Stati Uniti, la cattura di Maduro, e in mezzo c'è anche il caso Trentini. Allora, gli ultimi aggiornamenti sono di un pressing a livello europeo e anche dell'Italia, ovviamente, per interloquire con quello che è la fase di transizione del nuovo governo e per avere un via libera al tanto sospirato ritorno in Italia. Intanto partiamo da qua, insomma, c'è forse una speranza in più adesso? Allora, io penso di sì, ovviamente non è cambiato granché nella struttura del governo venezuelano, però il fatto che sia andato via l'uomo forte al governo naturalmente consente magari di sperare che possa esserci un cambio di direzione, possa esserci il tanto agognato rilascio, perché diciamo, è un tipo di campagna su cui anche il governo, posizione, ma tutta l'Unione Europea sta facendo abbastanza fronte comune, devo dire questo va anche riconosciuto al governo del paese, ma anche alla Commissione Europea. Speriamo che questo acceleri un po' quelle procedure di liberazione, anche perché in questo momento, voglio ricordarlo, stiamo a fronte di un incarceramento di una prigionia a fronte di accuse inesistenti, cioè non sono state sollevate delle accuse, semplicemente non è chiaro cosa il regime in questo momento venezuelano si aspetti di fare, probabilmente avere dei prigionieri europei, per cui questa cosa spero che possa essere evaluata. E questo naturalmente non prescinde, ma lo dico anticipando forse anche la domanda, da una condanna delle modalità con cui questo è avvenuto, perché è chiaro che la cattura di un leader, di un capo di Stato di un paese straniero, in questo modo, in queste modalità, con 30 morti, diciamo, forse anche di più, Sì, 30 dichiarati, esatto. È qualcosa che, per quanto possa essere stato fatto magari con l'aiuto di una fronda del regime, perché si sta parlando anche di questo, di parte della polizia o dell'esercito venezuelano che erano d'accordo con la CIA, non si confà in nessun modo al diritto internazionale, a quello che dovrebbe essere il modus operandi di un paese civile. Donald Trump purtroppo ci ha abituato, come alcuni suoi predecessori, ma anche di più di alcuni suoi predecessori, a questo regime di terrore permanente. Non è un caso che il primo ministro danese, che la Commissione Europea e diciamo anche esponenti del centrodestra come Gasparri l'altro ieri, che sicuramente non può essere accusato di simpatie comuniste o di centrosinistra, esprimono preoccupazione per la Groenlandia, che sembra essere col Canada il prossimo obiettivo del Presidente. A proposito di questo, paradossalmente uno che è sempre stato molto vicino nelle posizioni a Trump, come Salvini, diciamo, tra Lega e Fratelli d'Italia, quello che ha avuto la posizione, diciamo, rispetto a Meloni più morbida o comunque più di condanna
sostenendo che la via è sempre quella diplomatica. L'atteggiamento del governo, come lo legge lei di fronte a quello che di fatto è un attacco in piena regola? Peraltro sottolineo che parlare di arresto è scorretto, ma parliamo di una cattura, perché esatto, l'arresto presuppone che ci sia una condanna, ci sia, un mandato internazionale, che ci sia a monte un elemento di una sentenza, comunque un'azione giudiziaria che non c'è. È chiaro che Maduro è quello che è, o è stato quello che è stato, però qui parliamo di regole di convivenza a livello mondiale che con il Venezuela si vede aprire un argine che potrebbe essere davvero pericoloso. Certo. Allora, l'atteggiamento del governo è davvero si potrebbe arrivare, secondo lei, a qualcosa sulla Groenlandia e quindi anche sull'Europa? L'atteggiamento del governo è di sudditanza totale, cioè io quando c'è da riconoscere qualcosa di positivo al governo Meloni, ho fatto qualche secondo fa, non ho problemi a farlo perché credo sia una questione di onestà intellettuale. Qui non c'è nulla di positivo da riconoscere, cioè se c'è una cosa, diciamo, su cui l'Unione Europea dovrebbe essere unita, quantomeno, è il fatto che questa è stata un'aggressione in piena regola a un altro Stato sovrano. Aggiungo che neanche a parole il presidente Trump ha fatto finta di averlo fatto per salvare o esportare la democrazia. Cioè, nella sua conferenza stampa di Mar-a-Lago di un giorno fa ha parlato quasi esclusivamente di pozzi di petrolio. Appena gli hanno chiesto se ci sarebbe stato un cambio di regime con la premio Nobel Machado o con altre figure dell'opposizione, ha detto no, non hanno il supporto a casa loro, per cui va bene la vicepresidente. Poi è arrivato Rubio il giorno dopo, il segretario di Stato, a correggere dicendo no, ma non è legittima neanche la vicepresidente. Insomma, non è chiara quale sia la posizione degli Stati Uniti, non è chiaro se hanno arrestato un Maduro perché lo ritengono un narcotrafficante, come sembrava la tesi iniziale, e quindi non in quanto capo di Stato, e quindi l'hanno arrestato su quelle basi lì, e quindi gli va bene tutto il resto dell'attuale governo di Caracas, dalla vicepresidente Rodriguez in giù. Se ritengono di dover fare delle altre minacce come stanno facendo, o lasciate entrare le nostre compagnie petrolifere e revocate le nazionalizzazioni del petrolio, oppure interveniamo anche noi, e sarà peggio ancora, perché ha detto frasi del genere il presidente. In tutto questo la presidente Meloni sente il dovere di dire sì, un po' brutta, però è legittimo l'intervento, è giusto, cioè credo che quanto detto dalla Presidente del Consiglio sia proprio pura sudditanza, non consente di uscirne con un'Unione Europea rafforzata, non consente neanche all'Italia di uscire con un profilo rafforzato, perché l'Italia ne esce come un simpatico cagnolino che sta al guinzaglio, in questo caso, degli Stati Uniti, e che sui temi di politica internazionale non ha una propria posizione. Segnalo che personalità del passato, non propriamente di sinistra, che andavano da Andreotti a Forlani fino ad arrivare a Craxi, che almeno un po' più di sinistra magari lo era, hanno sempre avuto una posizione di difesa della sovranità nazionale dei paesi, e suppongo che anche su questo, diciamo, ci sia un leggero cortocircuito in Lega, ed è il motivo forse per cui anche Salvini fa fatica a andare dietro, tra chi si è proclamato sovranista fino all'altro ieri e chi adesso accetta degli interventi di Trump, che doveva essere quello che, a differenza dei democratici americani, non andava a esportare la democrazia in giro, e che invece adesso è più interventista di... È un isolazionismo che è stato annunciato, ma che non viene molto praticato. Industria, tanto per confermare, ore 9.02, un lancio dell'agenzia della ripresa della Repubblica, Trump che dice industria petrolifera USA pronta a operare in Venezuela entro 18 mesi, quindi sostanzialmente, ecco, poi sulla Groenlandia ha detto ci serve per questioni difensive, sappiamo che in Groenlandia le terre rare hanno un peso. Ecco, di fronte a tutto questo, al di là del governo italiano, l'ONU in questo momento parla di violazione del diritto internazionale, però ha gioco facile comunque anche chi non è di centrosinistra a dire però deve essere un po', diciamo, il mondo, l'Europa, l'ONU a battere un colpo che non sia solo una bacchettata, no? Cosa si dovrebbe fare? Perché poi comunque parliamo degli Stati Uniti che hanno basi da noi, che hanno forte presenza da noi. Non è semplice. No, non è semplice per niente, perché gli Stati Uniti hanno un diritto di veto all'interno del Consiglio di sicurezza dell'ONU, che è lo stesso motivo per cui è stato così difficile, diciamo, avere delle sanzioni efficaci contro la Russia, perché ce l'hanno anche loro. Diciamo che in questo momento la situazione generale che sta avvenendo, diciamo, la percezione generale è che ci sia una
Si è parlato di dottrina Monroe, quindi l'idea che l'America, inteso come continente, debba essere una zona di influenza degli Stati Uniti e venga reclamata in quanto tale, ma che le grandi potenze del mondo stiano reclamando ognuno qualcosina che gli interessa, per cui Putin che vuole annettersi intere regioni dell'Ucraina, se non l'Ucraina stessa, Trump che nel Sud America e anche nel Canada e anche nella Groenlandia vede qualcosa di appetibile, Xi Jinping che punta naturalmente Taiwan come diciamo, tutti i suoi predecessori e che ha intensificato pochi mesi fa le azioni di addestramento ai confini. L'idea è che quel confronto che c'è stato in Alaska qualche mese fa tra Trump e Putin, qualcuno potrebbe pensare che a pensar male si fa peccato, ma ci si indovina spesso, ne diceva qualcun altro in passato, si sia parlato anche di questo, ci sia parlato di una non interferenza in maniera massiva negli affari l'uno degli altri e delle grandi superpotenze. In questo l'ONU da una parte e l'Unione Europea dall'altra sono i grandi assenti. L'ONU perché appunto è abbastanza paralizzata nonostante delle buone prese di posizione del segretario generale Guterres, che però in quanto europeo ha anche una cultura diversa, ma è abbastanza affossata anche in una posizione univoca dell'Europa, anche per questo, anche perché posizioni che corrono da una parte e dall'altra, ma quelle del governo italiano su questo, come la posizione di Orbán filo Putin, non aiutano su questo. E quindi secondo lei dove si va? Perché poi io prendo questo, poi chi prende alla fine si scontra, cioè davvero voglio essere pessimista perché io spero sempre che il 2026 sia meglio del 2025, però dove si va così? Non è chiaro dove si vada. Io non penso che nell'immediato ci sarà un'aggressione dell'America a degli stati della NATO, perché adesso qui anche c'è un discrimine importante. Perché davvero sorpassare una linea che non viene sorpassata da 80 anni, perché sia la Danimarca sia il Canada naturalmente non sono solo stati sovrani, sono stati che siedono in tutte le principali alleanze economiche e militari insieme agli Stati Uniti. Però qui è il principio che non va bene, cioè è stato scavallato un principio che finora gli Stati Uniti avevano sempre cercato di coprire. Cioè io mi ricordo ancora, pur con i problemi dell'età, essendo stato molto piccolo, Colin Powell che mostra al Consiglio di sicurezza dell'ONU la fialetta con le presulte armi chimiche di Saddam Hussein. Anche lì c'era una volontà di andare a prendersi il petrolio iracheno da parte dell'America. Io da studente sono sceso in piazza contro la guerra in Iraq, ma c'era almeno il tentativo di camuffare questa cosa come un presunto ruolo degli Stati Uniti, un presunto ruolo dell'Occidente come pacificatore e eliminatore delle dittature. Qua questo ruolo viene meno completamente, cioè si prende questo, lo si trasporta e dice vabbè, ma non era un problema il tipo di regime che c'è lì, non è un problema il tipo di politica. Sì, c'è anche questo, ma è secondario, tenetevi pure intanto la cosa, a noi date il petrolio però, voi tenete il paese. Diciamo che le avvisaglie non sono buone, ma noi siamo ottimisti, cerchiamo di essere ottimisti. Allora io ringrazio davvero Leone Cimetta per essere stato con noi, per questo suo sguardo un po' dalla politica locale alla politica internazionale. Allora noi adesso torniamo a parlare un po' anche del tempo, perché si aspettava un po' la neve a bassa quota in queste ore anche nella Marca Trevigiana, non è ancora arrivata, forse arriverà più nei prossimi giorni, ma noi vediamo invece quello che è stato sul Carso e nelle parti più alte di Trieste ieri con la nostra redazione di Tele4 Trieste. Grazie ancora a Leone Cimetta. Grazie a voi. Alle 5 di questa mattina è iniziata una forte nevicata sul Carso e sulle parti alte di Trieste. Già da questa notte sono iniziate le operazioni dei mezzi spargisale sulle strade. Ci troviamo ora nei pressi di Grozzana, una delle località carsiche più alte, vicino al valico di Pese. Vediamo il paesaggio totalmente ricoperto di neve, sta nevicando sempre più abbondantemente. Vediamo la neve alta quasi 2 centimetri.
Le strade sono in condizioni abbastanza buone, a parte qualche punto che troviamo più critico, magari nelle salite un po' più ripide. Ecco, ci troviamo in compagnia del presidente dell'Associazione Culturale di Grozzana, Febo della Torre. È la prima nevicata dell'anno. Buongiorno, sì, sono il presidente dello Slovensko Krasno Društvo Krasnopolje di Grozzana e sì, per noi questa è la prima nevicata e giunge copiosa perché non eravamo più abituati a questo clima. Negli scorsi anni le nevicate sono state molto sporadiche e di lieve entità, però quest'anno diciamo che romanticamente ci sia stato donato questo panorama e questa bellissima atmosfera. Certo, qualche piccolo disagio ovviamente ci sono gli inconvenienti dovuti anche alla tipicità morfologica del paese, che è comunque un paese fatto di salite e discese e quindi non è molto semplice riuscire a mantenerlo, però c'è l'impegno di tutti i paesani, c'è l'impegno del comune di Dolina e dei suoi rappresentanti dell'amministrazione che ci stanno comunque assistendo come possono e con molta attenzione. Ecco. Abbiamo visto l'auto spargisale prima, hanno iniziato presto le operazioni? Sì, sono iniziate presto, però l'autovettura di servizio che avete individuato è quella riferibile alla provincia, all'ex provincia di Trieste, che si occupa della manutenzione della strada che va da Pesek fino al centro del paese dove c'è il monumento, perché quella è quella servita dal trasporto pubblico. Diciamo che l'anello del paese invece è di competenza del comune, che si sta adoperando attraverso la protezione civile e attraverso anche la cooperazione fattiva di tutti noi paesani per cercare di dare una migliore agibilità alle strade che ci sono qui all'interno del borgo. Ecco. Altre voci, sempre da Basovizza, Opicina e Grozzana. Non nevicava così da anni, sentite. Prima nevicata dell'anno qui nelle località carsiche Basovizza, Opicina, Grozzana. Abbiamo visto diverse persone che giocano con le palle di neve, fanno pupazzi, passeggiano per strada e chi fa escursioni. Andiamo a sentire i triestini cosa ne pensano e le loro voci. Perché per lei è la prima neve che la vede da quando è piccolina, sì. E com'è la prima neve? Bellissima. E adesso siamo venuti per fare un pupazzo di neve, abbiamo fatto qua, uno piccolino, e dopo per fare una battaglia con un po' di neve. Sono divertiti, è bello anche così di vedere Trieste, penso così 10 anni che non abbiamo visto così questa neve. Sarebbe bello che nevicasse più spesso in altipiano perché in città crea dei problemi, in altipiano è già un po' più fattibile. Abbiamo fatto un giro oltre confine proprio qua vicino e vedere questo paesaggio imbiancato è veramente bellissimo. Per fortuna è sceso un po' di neve, ormai purtroppo è un evento raro, però dai, quando capita si approfitta, insomma, si viene a fare un bel giretto. Stavate facendo una passeggiata? Sì, un giretto col cane, così insomma, per farle la prima volta che vede la neve, purtroppo è piccolina, però insomma si diverte, ci divertiamo anche noi. In realtà stamattina siamo andati sul Cocusso ad approfittare della neve che è un po' più abbondante qua e devo dire molto piacevole. È sempre un'emozione con collabora, poi normale, ma un po' di paura la mia età. Siamo temerari con questa neve in bicicletta, nonostante tutto si va. Va benissimo, una bella giornata, dai, primaverile, no? Molto divertente e poi col navigatore, per cui non ci perdiamo. Partiti con tanto vento da Sistiana e trovata la neve da Prosecco in poi. Non vedevo la neve io veramente da 7 anni, quindi siamo corsi, ho detto no, almeno proprio fare un giro perché è bellissimo. Ci siamo imbacuccati per bene e vediamo un po' la neve adesso. E lei è la prima volta che vede la neve. Di che sensazione hai? Sei delle 4. Dai, dillo. Una sensazione pazzesca. Fantastico, è una giornata, è un regalo proprio per l'Epifania. I nostri bimbi ancora non la vedono invece in Veneto, almeno a bassa quota ovviamente, la neve. La città più fredda del Veneto questa mattina, Vicenza, con meno 5. E noi andiamo a Venezia dove non c'è la neve, ma c'è una nuova polemica che riguarda lo spopolamento del centro storico e è una polemica che riguarda il conta residenti
il contatore degli abitanti in campo San Bortolo, che puntualmente e periodicamente aggiorna su quello che è un grave problema, lo spopolamento del centro storico, ma che non viene aggiornato dal comune secondo Venezia.com. È da fine ottobre che il sito dell'anagrafe del comune di Venezia è fermo e quindi noi non siamo in grado di conteggiare gli abitanti e quindi trasferirli fisicamente sul conto abitanti elettronico della farmacia Morelli. Lo storico conta residenti della farmacia di San Bortolo è fuori servizio. Ideato da Venezia.com, il conta residenti, aggiornato coi dati dell'ufficio anagrafe del comune, è diventato con gli anni un'icona del dramma dello spopolamento di Venezia. Quando fu installato, nel marzo del 2008, a Venezia c'erano ancora oltre 60.000 abitanti, calati costantemente e tristemente fino ai poco più di 48.000 delle ultime rilevazioni. Quando nel 2009 Venezia scese sotto i 60.000 residenti, Venezia.com organizzò il famoso funerale di Venezia, chiedendo in modo forte interventi drastici ed urgenti. Nell'agosto del 2022 Venezia è sprofondata anche sotto i 50.000 residenti, il numero più basso della sua storia, certificando la scomparsa di un patrimonio culturale identitario unico. Non sappiamo i motivi di questo disservizio. Ci siamo accordati tempo fa con il consigliere di Terra e Acqua Gasparinetti, che ha fatto un'interrogazione. Era riuscito a far riattivare il servizio, ma poi dopo qualche giorno non ha più funzionato e quindi noi chiediamo che venga ripristinato il servizio, perché la gente vuole sapere quanti abitanti ci sono a Venezia ogni giorno. Un servizio che noi facciamo da circa una quindicina d'anni. Tra le cause dello spopolamento di Venezia viene occasionalmente tirato in ballo il calo demografico del paese, una lettura che però non regge ai dati dei residenti nei 3 comuni più grossi della regione negli ultimi 25 anni. Conteggiando l'intero comune, entroterra compreso, Venezia ha perso 12.000 residenti, mentre gli altri crescono ancora. A cavallo tra il 2019 e il 2020, Verona è diventata la prima città del Veneto, superando per la prima volta nella storia Venezia. Oggi ha 255.000 abitanti, mentre Padova è cresciuta di quasi 3.500 residenti. La diminuzione degli abitanti e l'esodo dei veneziani è la testimonianza del fallimento della politica degli ultimi 40 anni, di tutte le giunte che si sono succedute al governo della città. Venezia perde gli abitanti quotidianamente, perde servizi, perdendo servizi si perdono gli abitanti, è un gatto che si morde la coda e nessuno mai è riuscito ad invertire la tendenza. C'è anche un'altra tendenza che non si interrompe da 20 anni a Venezia, quella della crescita dei posti letto turistici. Un altro contatore posizionato in una libreria di Campo Santa Margherita da Ocio, osservatorio civico sulla casa e la residenza, certifica un'apertura a valanga di posti letto per turisti che nel settembre del 2019 hanno superato i residenti e oggi sono abbondantemente sopra i 50.000, 80.000 se si conta l'intero comune. Dal contatore bloccato dei residenti bloccato a Venezia e non aggiornato quantomeno, alle poste chiuse a Paese, siamo di nuovo dalla Marca Trevigiana con lo scontento anche qui dei residenti. Buongiorno. Buongiorno. Ma è lunedì, è chiusa? È chiusa, sì, è ancora chiusa. L'hanno inaugurata? No, è ancora chiusa. È ancora chiusa. Niente da fare, non funziona. Funziona più. No, è proprio chiuso l'ufficio postale. È una piccola parte dei tanti cittadini di paese che oggi pensavano di trovare riaperto il loro ufficio postale. È invece tutto chiuso e spento, compreso il banco posta, e nessuna comunicazione sulla possibile data di riapertura. Perché un cartello sì c'è, che definisce data di inizio e soprattutto fine lavori, ma in realtà la chiusura risale al 7 dicembre e la riapertura non si sa. Con il risultato che, per chi ha raccomandato incombenze varie, il cartello indica le poste di Quinto o di Lancenigo o di Villorba, sempre che abbia i mezzi per raggiungerle. Mica l'ho raccomandato che devo riscada e non so come fare a togliere adesso. Perché vengo da Padernella a piedi apposta, perché non posso guidare la macchina. E se torno in Rio, non torno più in Rio, prossima volta. È un bel guaio sta cosa. Sì. Bisogna andare o a Quinto o a Lancenigo. Ma non ho la macchina. È già un problema per me.
veramente un problema. Di certo fa pensare che un comune con oltre 22.000 abitanti non abbia da quasi un mese un ufficio postale funzionante e che nei locali chiusi per manutenzioni di lavori, almeno dall'esterno, non se ne vedano. Ragnatele sì, che non promettono bene su una riapertura a breve. Per il sindaco Katia Oberti le porte dovevano aprirsi se non proprio il 30, come da cartello, almeno con l'inizio di settimana del nuovo anno, e quindi si aspetta più di qualche spiegazione da Poste Italiane, che da noi interpellati invece hanno comunicato che l'ufficio riaprirà venerdì 9 gennaio. I lavori, conclude la nota, sono serviti per dare maggiore comodità e garanzie di ulteriore riservatezza nello svolgimento delle operazioni a quei cittadini che, sottolineiamo noi, fino ad oggi se ne sono andati chi palesemente arrabbiato, chi con la proverbiale flemma trevigiana del mi no va a combattere. Vabbè, se la vi. Questa è la reazione del signore di paese. Allora, prima di salutarci, 2 aggiornamenti di cronaca. Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri di Castelmassa, siamo in provincia di Rovigo, per tentato omicidio dopo aver accoltellato al torace il gestore di un bar a Occhiobello. L'aggressione era avvenuta domenica sera, attorno alle 20:30, davanti al bar Pasticceria di San Lorenzo in via Roma, in pieno orario aperitivo. Le condizioni della persona accoltellata a 55 anni sono gravi, non sarebbe in pericolo di vita. E poi ancora violenza a Padova. I carabinieri hanno allontanato d'urgenza un uomo di 33 anni dalla casa familiare per maltrattamenti ai danni del padre di 79 anni. Lo aveva preso a pugni in modo molto violento, insomma, tanto da procurargli diverse ferite. Non era la prima volta ovviamente che accadeva, è stato allontanato dalla casa di famiglia. Siamo in chiusura, vi ricordo un appuntamento intanto importante con la programmazione questa sera di Antenna 3, perché stasera alle 21 va in onda in prima serata Mercy the Musical, un gancio dal cielo, lo spettacolo all'Auditorium Dina Orsi di Conegliano è ispirato alle parole di Papa Francesco per riflettere sui valori della misericordia, dell'ascolto e della solidarietà tra musica e spiritualità. Quindi questa sera appuntamento da non perdere nella nostra prima serata con questo musical che è andato in scena ieri sera al Dina Orsi, l'Auditorium Dina Orsi di Conegliano. Potete rivedere tutte queste immagini bellissime alle 21 in diretta. E a proposito di festa, abbiamo visto il Panevin, abbiamo visto quindi la tradizione del Panevin di ieri sera. Oggi ovviamente è la giornata della Befana e allora tra gli appuntamenti classici della Befana c'è l'appuntamento dei Vigili del Fuoco che vanno a trovare, calandosi dall'alto, i bimbi nei reparti di pediatria degli ospedali per dare loro qualche momento di serenità e di gioia. Allora ci lasciamo con queste immagini. Prima però di salutarvi vi dico cosa c'è dopo di noi, se riesco a ritrovare il foglio, perché come sempre dopo la programmazione, dopo la fine della nostra prima edizione c'è il meteo, poi c'è Casa Pappagallo e adesso vi dico subito il film perché non posso non mancare di dirvi qual è il film di oggi nella nostra programmazione. Abbiate pazienza un attimo, ovviamente anche il bello della diretta è anche questo, eccolo qua. Allora c'è il meteo dopo dopo questo servizio, poi c'è Casa Pappagallo con la ricetta del giorno, alle 16:15 c'è il film The Immigrant di James Gray con Jeremy Renner, attore statunitense che magari qualche appassionato ricorda per aver interpretato tra gli altri nella serie degli Avengers Occhio di Falco. Allora vi lascio alla Befana dei Vigili del Fuoco in pediatria a Padova. Grazie per averci seguito, arrivederci. Ciao ragazzi, sono qua come tutti gli anni a fare la vacanza qui in Pediatria e portare le cose dentro dei suoi irlandesi. Ciao!